Quello che avete appena visto non è una riedizione in chiave moderna del Gattopardo di Luchino Visconti, ma è l'ultimo videoclip dei Calandra e Calandra. Loro sono due fratelli alcamesi, Maurizio e Giuseppe, che hanno una grande passione per la musica, per la canzone e riescono a fare dei brani e dei videoclip soprattutto incredibili. In questo caso l'ultimo loro brano è addirittura un valzer viennese ma cantato in siciliano, perché loro rappresentano tutta la migliore sicilianità. E per girare i loro videoclip creano dei veri e propri set cinematografici. In questo caso si sono affidati alla regia di Massimo Scalici, con i ballerini principali Mariano Manzella e Sabrina Vivona, e poi hanno coinvolto la Compagnia Internazionale di Danza Storica Armonia, diretta da Carlo Favata, e tutti i componenti hanno recitato in costumi d'epoca, ma di altissima qualità. Non si tratta di videoclip improvvisati, ma videoclip studiati nei minimi dettagli. I Calandra e Calandra collaborano con la nostra radio, con le nostre pagine social, e hanno già un gran successo perché da tanti anni sono nel panorama della musica siciliana, ma io sono convinto che non raccolgono tutto quello che meriterebbero, perché sono, a parte che dei grandi cantanti, dei perfezionisti, e hanno delle idee sicuramente di altissimo livello. Per fortuna raccolgono però milioni di visualizzazioni e milioni di consenso sulle pagine social. Noi ci onoriamo di averli nel nostro gruppo, nel gruppo Prima Radio. Avrete seguito con loro una trasmissione in giro per le spiagge, Semo a Mari, che ha preso spunto da un loro brano, trasmissione che probabilmente rivedremo anche nella prossima estate. Complimenti dunque a Maurizio e a Giuseppe Calandra, e se volete vedere il loro videoclip basta andare nelle loro pagine social, ma anche nelle pagine social di Prima Radio. Davvero a loro un grande in bocca al lupo, e ci vedremo tutti insieme lungo le spiagge del nostro territorio la prossima estate.